la modifica dell'oggetto sociale della CAV, la riforma chiave rilanciata dal presidente della regione Luca Zaia in un ambito balzato agli onori delle cronache anche nazionali dopo il discusso aumento a 3 euro del pedaggio sulla ventina di chilometri tra Padova e Marghera. E noi da ormai un paio d'anni stiamo cercando di far passare 2 emendamenti a livello nazionale che ci permetterebbero da un lato di togliere il pedaggio su CAV, ma dall'altro di fare un sacco di investimenti, di spostare la barriera di Villabona su Dolo e poi ovviamente far diventare questa società che è tutta pubblica, metà del governo, metà della Regione Veneto, come unico nuovo concessionario in Veneto. L'attuale oggetto sociale di Concessioni Autostradali Venete, infatti, è la gestione in concessione del passante di Mestre, con un piano tariffario di rientro dai costi. La proposta, portata avanti da un paio d'anni dalla Regione al Governo, è invece per l'appunto una modifica che consenta alla CAV di diventare concessionaria autostradale a tutti gli effetti. Noi riusciamo con questa modalità a investire da subito 1 miliardo di euro sulla viabilità regionale ed è esattamente l'obiettivo che abbiamo noi. Peraltro stiamo parlando semplicemente di una concessione da dare a una società tutta pubblica, non c'è neanche un millesimo di quota da parte di un privato. Tra le richieste di autonomia avanzate dal Veneto c'è anche la regionalizzazione delle concessioni autostradali, oggetto di una forte contrapposizione col governo Conte 1, nuovamente sul piatto col Conte 2. Quindi una questione che richiama in causa quel processo verso l'autonomia che dovrebbe ripartire dopo la verifica di maggioranza in Parlamento. Io immagino che si parlerà di autonomia verso fine gennaio, primi di febbraio, visto e considerato che hanno detto che dopo questa verifica daranno conto anche di questo tema. Mi sono ritrovato in mezzo a una rissa. Mi è andata bene, sono rimasto in piedi, tutto quello che si vuole, ma comunque ci ho portato a casa una frattura composta del setto nasale. Il 1° gennaio, a mezzogiorno circa, quest'uomo, che per motivi di sicurezza preferisce non farsi vedere davanti alle telecamere, stava passeggiando con i suoi cani nel parco di Villa Querini a Mestre, quando 3 ragazzi ubriachi hanno lanciato una lattina. A quel punto lui, sapendo che poco distante c'erano parecchi bambini, ha chiesto al gruppo di comportarsi bene e di tutta risposta è stato picchiato. Un episodio che avviene a distanza di pochi giorni da altri. Prima una donna è stata strattonata e spintonata, poi a me è successo, fra l'altro, non in una zona diciamo nascosta del parco, ma passando in mezzo agli scivoli per i bambini, che uno dei miei cani si è infilzato un polpastrello con un ago. Dopodiché è successo quello che è successo a me e in questi ultimissimi giorni, perché è una cosa che ho sentito 1 o 2 giorni fa, una donna che era lì col cane, che ha fatto i suoi bisogni, va a raccogliere quello che deve andare a raccogliere e anche lei si è infilzata con un ago mollato lì. I residenti sono preoccupati e spaventati. Il timore è quello che dopo tutti gli sforzi fatti la situazione di pericolo e degrado all'interno del parco torni come prima. Anche fuori dal parco, nella zona davanti al tennis club, davanti al CONI, il ponticello che dà verso via Wolferrari eccetera, c'è una compravendita continua, c'è un bucarsi continuo, c'è un siringhe mollate in giro continuo. Dopo quando qualcuno va via di testa, dopo non gli si può neanche dire più di tanto, perché alla fine l'esasperazione porterà solo a cose ancora più negative. L'unica cosa che si può fare, secondo me, bisognerebbe pattugliare tanto, perché almeno sta gente, se si sente osservata, se gli si mette addosso un po' di pressione, è vero che tanto non cambiano vita, però magari vanno da un'altra parte. Dopo dici, ma allora sposti solo il problema. E anche quello è vero, però se quantomeno gli mettiamo addosso molta pressione, chissà che sia la volta che lo vanno a fare solo a casa loro e che non facciano casini in giro. I residenti non hanno intenzione di mollare la presa. Ci presenteremo in procura, perché di certo non vogliamo che venga fuori la guerra di quartiere, però cercheremo di convincere le istituzioni che è ora di cominciare a muoversi in maniera quantomeno più evidente.
Entro 6 mesi tutte le paratoie del Mose saranno in grado di funzionare per le emergenze. È un annuncio a suo modo storico, quello pronunciato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro all'uscita del vertice che ha riunito in prefettura il commissario per il Mose Elisabetta Spitz, il presidente dell'autorità portuale Pino Musolino, i sindaci della Gronda Lagunare e i rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova, della Capitaneria di Porto e della Regione. Per la prima volta c'è una data, e anche vicina rispetto all'annuncio, che interrompe un'attesa iniziata il 14 maggio del 2003 e segnata da polemiche di ogni tipo, arresti, processi e condanne giudiziarie, oltre a milioni di euro di spesa. Brugnaro ha anche aggiunto che Spitz a breve renderà noto il cronoprogramma per il completamento dell'opera. Da decidere è rimasto chi nel breve dovrà premere il bottone per attivare il sistema fino al completamento dell'opera. Poi, raggiunto il pieno funzionamento e la messa a regime, si stabilirà chi sarà il responsabile della gestione del Mose. L'opera infatti resta a carico dello Stato e solo allo Stato spetteranno, oltre che i costi, le decisioni. E sul fronte dei costi resta aperta la partita complessiva sulla legge per Venezia, per la quale rimane la richiesta di un contributo di 150 milioni di euro l'anno per 10 anni. Cinzia Zincone, del Provveditorato alle Opere Pubbliche del Triveneto, ha detto all'ANSA che non è stata stabilita una soglia automatica che farà scattare l'uso delle paratoie. Il commissario straordinario per il Mose chiederà agli amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova di valutare per ogni evento il rapporto costi-benefici della messa in funzione del sistema. Nulla potrà essere programmato con troppo anticipo, ma al massimo una settimana prima. Era dai tempi di Felice Maniero e della Mala del Brenta che all'aula bunker di Mestre in via delle Messi non si vedeva un via vai simile di avvocati, decine tutti schierati per il processo di camorra più grave che il Veneto ricordi, come sfondo Eraclea e il litorale veneziano, 76 indagati dei quali ben 37 con l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso, ma il rosario dei capi di imputazione articolato dalla rapina allo spaccio di droga, estorsioni, traffico d'armi, illeciti fiscali. Nella prima giornata dell'udienza preliminare, Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Interno, CGIL e Associazione Libera hanno chiesto di costituirsi parte civile, nessuna richiesta da enti locali come Regione o Area Metropolitana, né tantomeno dal Comune di Eraclea. Dopo l'appello di rito alle Costituzioni alle 12.30 il rinvio da parte del GUP Andrea Battistuzzi, si andrà a oltranza dal 16 gennaio al 6 febbraio. Ogni posizione sarà attentamente vagliata. 20 giorni di sprint giudiziario anche per scongiurare lo scadere delle misure di custodia cautelare. Un sistema, quello di Eraclea, che secondo l'accusa ruotava attorno a quello che è stato definito il boss dei boss del litorale, Luciano Donadio. 50 le contestazioni a suo carico. Donadio si trova alla sbarra con i 2 figli. Abbiamo già fatto una scelta in linea di massima di andare al dibattimento, che è l'unica sede deputata dove verificare la consistenza e la sussistenza delle varie accuse particolarmente gravi, quindi quella è la sede deputata per fare le verifiche, cosa che quindi difficilmente si può fare in rito abbreviato, dove si va a discutere solo sul materiale che è stato acquisito dal pubblico ministero. Ha giocato d'anticipo la difesa dell'ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre alla sbarra per voto di scambio. Per lui la richiesta è di giudizio immediato, mentre in aula bunker la contabilità in evoluzione. Sarebbero 2 al momento le richieste di patteggiamento, 17 di rito abbreviato. Di certo si preannuncia un dibattimento da record con una 50ina di imputati, molti da Eraclea e dintorni, tanti dal Casertano, e non mancano persone originarie e residenti tra Padovano e Trevigiano. Più della metà, viste le nuove normative, saranno in videoconferenza dai rispettivi carceri, novità che non piace all'avvocato di Donadio, che attualmente si trova in carcere a Nuoro. Cercheremo di ottenere anche un avvicinamento in modo da avere un contatto diretto. Già è penalizzante per la difesa pensare a un processo in videoconferenza, perché ovviamente non c'è quella contestualità che permette uno scambio continuo e diretto col proprio assistito. Se in più consideriamo che ogni volta che dobbiamo approfondire qualche elemento difensivo dobbiamo recarci a Nuoro, capirete che non è certamente semplice e non agevola una corretta linea difensiva. È vero che andava al bar e prendeva 2 brioche, una anche per il figlio. Ma sempre io lo vedevo, io lo incontravo sempre sulle scale, lo aiutavo anche, aveva la borsa, faceva le spese. Una brioche anche per il figlio, che però non poteva mangiarla, visto che era morto da mesi.
Probabilmente sono partiti anche da questo particolare gli investigatori della mobile trevigiana per arrivare alla denuncia della mamma di 73 anni che per mesi, fino al 20 maggio scorso, aveva vegliato il figlio morto in questo appartamento in uno dei condomini popolari lungo via Castellana a Treviso. Una storia di degrado familiare e probabilmente anche cognitivo, considerando che il caso è venuto alla luce da una segnalazione alla polizia da parte dei vicini, che proprio non ne potevano più dell'odore nauseabondo che arrivava da quell'abitazione. Io dovevo con mascherina uscire, entrare, andare fuori e ho detto che non si può vivere. Abbiamo parlato con tanti, niente, fino a che già è arrivato fino a qua abbiamo deciso di chiamare qualcuno. Dentro gli agenti della volante avevano trovato il corpo mummificato di un cinquantenne reso disabile al momento del parto. Una vita da assistito, sostenuta dai 900 euro della pensione di invalidità e garantita dalla presenza costante della mamma, che ha continuato a vegliarlo anche quando, per cause naturali, l'uomo è deceduto nel suo letto verso la fine di settembre del 2018. Lei ha fatto come nulla fosse, andando anche a ritirargli la pensione. Ed è su questo che gli inquirenti non vedono chiaro, sulla capacità cognitiva della 73enne, che almeno davanti allo sportello postale era perfettamente lucida, presentando volta per volta la delega al ritiro della pensione del figlio da mesi deceduto sul letto di casa. Era pulita, pulitissima, ma molto bene sistemata, usciva fuori. Non lo so. E da qui la denuncia per truffa ai danni dello Stato, occultamento di cadavere e mancata segnalazione del decesso della donna, che nel frattempo è tornata a vivere a Milano, abbandonando l'appartamento che, come si vede, da maggio continua ad avere tutte le imposte aperte con la pioggia che entra dentro e che causa l'odore e il degrado generale, nessuno è ancora riuscito a svuotare. Ma si rovina muri e per noi che abitiamo qua è pericoloso. È sporco come prima. Sono venuti a deportare. Sono svenuti qua, quella che volevo lavorare, 2 ragazzi, 3, non lo so, sono svenuti con mascherina, ma è svenuto uno, è venuta ambulanza. Emergenza smog, non scatta l'allerta rossa, le condizioni meteo leggermente migliori hanno di poco abbassato i livelli di polveri sottili e così i dati forniti nell'ultimo bollettino ARPAV fanno restare acceso almeno fino al 13 gennaio il semaforo arancione. Rimane dunque lo stop ai mezzi privati diesel Euro 4. L'area di Padova, con i suoi livelli di PM10 alle stelle, si conferma anche in questo inizio d'anno tra le peggiori in Veneto. Oltre alle classiche influenze di stagione sono aumentati gli accessi in ospedale di pazienti con problemi alle vie respiratorie. Ci sono alcuni ricoveri di pazienti asmatici che generalmente non sono caratteristici dell'inverno e per i quali si potrebbe anche pensare che la situazione di inquinamento atmosferico abbia giocato un ruolo nel peggiorare la sua situazione. I recenti dati forniti da Legambiente stimano circa 200 morti premature dovute alla pessima qualità d'aria che si respira in città. Il rischio di vita collegato all'esposizione ad inquinanti atmosferici. Questi rischi ci sono, non sono rischi legati tanto all'esposizione immediata, e breve, quanto rischi derivanti dallo sviluppo di malattie croniche conseguenti a loro volta a un'esposizione protratta nel corso del tempo, nel corso degli anni. Questa esposizione protratta malattie ne sviluppa e danni sicuramente ne fa. Dall'esperto alcuni consigli: importante stare attenti ai bambini più esposti per altezza a respirare gli inquinanti che escono dal tubo di scappamento delle auto. Evitare le ore della giornata in cui ci sia grande concentrazione di traffico veicolare, evitare, per chi gravemente malato non sia, di fare attività fisica all'aperto che implica ventilare molto e quindi respirare molti inquinanti. E a un certo punto abbiamo sentito proprio un boato e solamente tutta la polvere, tutta di cemento. Come una bomba in casa, nel muro si apre una voragine, pietre e detriti franano nel salotto di casa, una nuvola di polvere invade la stanza. A causare un simile disastro lo schianto di quest'auto, proveniente da Cison di Valmarino lungo via San Giacomo, letteralmente piombata sul muro perimetrale dell'abitazione. Sono le ore 22, in casa c'è la famiglia De Osti, papà Roberto, mamma Eleonora e il piccolo Nicolò di appena 14 mesi. Tutti e 3 sono lì sul divano, nel mezzo di una tranquilla serata in famiglia, bersagli inconsapevoli del proiettile impazzito che sta per colpirli. Solo una manciata di minuti evita il peggio. Sulla zona dove
la macchina ha battuto, 2 o 3 minuti prima c'era mio figlio che giocava, insomma. Io pensavo che poteva esserci mio figlio sotto le pietre del muro e quindi in questo momento mi tremano ancora le gambe perché abbiamo preso tanta paura. A bordo della Volkswagen Polo 2 giovani di 19 e 22 anni, freschi di patente. Solo l'intervento dei vigili del fuoco, chiamati dagli stessi occupanti della casa, ha consentito di estrarli dall'auto ridotta ad un groviglio di lamiere, trasportati all'ospedale di Conegliano con ferite e fratture, ma non in pericolo di vita. Per fortuna i 2 ragazzi li hanno stati vivi, sembrerebbe che non si siano fatti neanche così tanto male, spero per loro, sicuramente spero che pensino veramente a quello che hanno fatto, poi potevano rovinare una famiglia e potevano rovinare la loro vita. Insomma. L'entità dello squarcio e lo spessore del muro, ampio e massiccio come quelli delle case di fine Ottocento, la dice lunga sulla velocità del mezzo al momento dell'impatto. Qui purtroppo su questa strada tante volte abbiamo visto incidenti, in passato qualche morto ci è scappato, per fare una cosa del genere bisogna correre molto forte, insomma. Non ci sono scuse, insomma. Non ci sono scuse, solo il monito a riflettere sulle conseguenze dell'alta velocità, in attesa anche degli accertamenti volti a stabilire se il giovane alla guida fosse sotto l'effetto di alcol o droga. Di certo, dopo la paura, questo padre di famiglia può tirare un sospiro di sollievo. Io sono contento che nessuno è morto e tutto finisce con un buco sul muro di 3 metri abbondanti, però siamo qua tutti quanti a raccontarla, insomma. Si parte con il professor Giovanardi e l'avvocato Lillo, che sono i 2 membri nominati dalla Regione del Veneto. In queste ore arriveranno anche i nominati dalle altre realtà, quindi la Regione Lombardia, Comune di Milano e gli altri esponenti del mondo dello sport, e quindi siamo pronti per la fase operativa, che è quella degli investimenti e delle attività. Zaia Calalasso, anzi gli assi che rappresenteranno il Veneto nel CDA della Fondazione per le Olimpiadi Cortina Milano 2026 sono il professor Andrea Giovanardi e l'avvocato Antonella Lillo, 2 profili tecnici altamente qualificati delegati ad essere figure a tutela dei 4 miliardi e mezzo che il Veneto gestirà per l'organizzazione delle Olimpiadi 2026. La Giunta ha formalizzato la nomina dell'avvocato Antonella Lillo e per la propria parte del professor Andrea Giovanardi, che verrà poi nominato anche dal Comune di Cortina. Si parte dunque pensando alle opere da realizzare. Noi abbiamo in animo di fare il collegamento a Rabba-Cortina, Cortina-Montecivetta e poi il collegamento con la Val Badia. Sono dei collegamenti che vogliamo rendere utili e circuitare con le Olimpiadi, se riusciamo a realizzarli, in maniera tale che si valorizzano tutto il comprensorio delle nostre Dolomiti. E la viabilità? Non abbiamo scoperto l'acqua calda, dice l'assessore regionale Elena De Berti, che risponde così alle preoccupazioni esternate nella conferenza di fine anno dal presidente della provincia di Belluno. Insomma, spiega De Berti, sapevamo da quasi 3 anni che le varianti non sarebbero state pronte per i mondiali. I cantieri che devono essere aperti nel bellunese per i mondiali sono 42 cantieri, 4 sono le varianti, ne rimangono 38. Questi 38 cantieri devono essere in parte, sono già stati realizzati, però devono essere realizzati completamente e finiti. Una cosa che il Presidente ha sempre chiesto e che noi continuiamo a sollecitare ANAS è che per i mondiali non ci devono essere cantieri. Cantieri chiusi e opere concluse, 4 varianti a parte.